De Pieri come si chiama? Bruno De Pieri, di che classe sei? 28. Un ragazzo insomma. Mia mamma aveva una malaia, sento però il mio sento sia il rintraccio mi ringrazio il primo premio della natura. Infatti. Se sono Natale. Nel 1900, guardi dove li si visto. Una malaia d'argento per la mamma, il primo premio, ma la vai usare, guarda rossa, si può trovarla. Ecco, ma mi dice l'origine ora del sto raiccio rosso secondo me? L'origine, perché come ho sentito i miei vecchi dicevano. Io abitavo, come dico, a Treviso, vicino a Nembore, che era da qua, dopo del fianco che vai a capire, da San Zino, stoccare la strada, San Zino la ferrovia. E abitavo, e eravamo a Nembore con i piantini, no? E io farsi era 8 anni, insomma. E io ho trovato la piantina fuori della combina e ho cominciato a levare questa piantina, una piantina strana insomma, no? Dopo io ho cominciato a fare l'impianamento e ho fatto la dice rosso, e mamma come lo sentivo mi. Ma chi l'ha trovata questa piantina? Io ho trovato una piantina fuori della combina, una piantina strana, e ho trovato che piantina che cosa che sia, cosa non sia, che ho provato a fare 6 mesi insomma. E questa piantina e dopo io ho fatto questo radiccio e dopo io ho cominciato l'imbiancamento e tutta la procedura. La piantina la trovava qui Van den Bore o soprattutto? No, i pezzi di Pieri insomma. E come mai frequentava Van den Bore? Come mai? Io ero attaccare Van den Bore, noi facevi 8 anni no. Io era vicino che aveva avuto anche i vecchi insomma. Praticamente noi faceva chiesa nuova di San Zeno, però qua Antonio De detto Fassio, tenuta dei Reali, lavorava dei Reali. Antes lavoravamo in terra sotto Reali insomma, non avevamo si cambiò in terra e era proprietario dei Reali insomma. Ho capito. E ora l'origine è così, che ha trovato piantina? Proprio i vecchi venivano da Treviso, insomma, da San Zeno, chi era attaccava Van den Bore c'è, veniva dall'Olanda e l'origine Van den Bore olandese insomma. Van den Bore non ho portato queste piantine qua e ho ricatturato dopo con l'imbiancamento. E era Antonio De Pieri il vecchio? Sì, vecchio sì. Era pochi che era ancora? Gli era associato, era una vecchio proprio dell'Antonio che abitava proprio a Treviso. E vecchio che tu non so come si chiama, non vecchio, non so. Antonio era il nonno. Sì, ancora. Comunque De Pieri era A di origine di San Zeno, ecco. Questo parenti con quello che sono all'organo? Altri, ci sono certi De Pieri che sono all'organo. Cosa dico, vostro? E siamo quarti, quinti. Ma viene fuori lo stesso sopore A? Sì. Anche il prete era un prete famoso. Il prete famoso anche, sì, era cugino di mio papà, insomma, i primi cugini come governante, come l'organista sboccanti. Ho capito. E altre origini? Sì, sia stato, penso di sì che sia stato. Mi qui che mi ho sentito di sei sulla storia. Va bene, e quanti campi che avevi dopo stile Pieri? 26 campi? No, guarda, io 26 campi. Sempre delle Reali? Hai compiuto poi era un altro mio cugino che abitava, era un altro Biese, ed era un altro cugino mio papà. Sempre De Pieri? Detti Fassi? Sì, detto Fassi. Perché questo nome Fassi? Bah. Ogni modo se sai, famiglie vecchie, dove è tutto su quello. E c'è un scelto che cosa. Un altro scampo che se Dio fa la maniera giustamente la signora me dà. Ma quanti campi coltivavi? Dici 3 campi circa l'anno, insomma. 3 campi. Quando producevi su 3 campi? Se vieni di vita al massimo. Per campo? Una volta si anche quindi dopo. Adesso ne fa 60, ma una volta erano concimi, erano terre magre, non veniva fuori. Era peso o meglio adesso però adesso? Una volta gli era meglio come gusto di mangiarlo. Ma che trattamenti che facevi? Niente, buttarlo sul campo senza concimi, organico dei bestie che sta, ma non che si sta. Invece adesso viene trattato? Adesso viene trattato tutti i concimi, dopo per farlo imbiancare, mi mettere a usare. Da qui ho comprato adesso che a terra fuori coltivare, a me me lo buttavano a concimi. Ma a semina chi la faceva? Se veniva a fare nel mondo insomma. Ma dopo facevi i vacri, ma faceva? Come facevi a fare questa semina? Senza una ventina di radici, io veniva su e poi andai sempre. Piantavi dopo, piantavi o stavi sul campo? Nel campo se fa una semina di qui che aveva più bella foglia, no?
che più che pareva a me, però in primavera sempre, perché quando li buttava in primavera, insomma, perché in San Martino gli era norbi, me ne che aveva poi, era in primavera se vedeva rosso del radicio, allora veniva fuori più bene, insomma. Però se si arrivano 20-30 radici si sta piantando, si metteva mezzo metro, 70 centimetri, e là si veniva fuori, se le macchine non andavano, fai calli. Non batteva con la macchina? No, ma tu potrebbe come del frumento, non era. Non vi era altri modi per fare semenza? E quindi uno voleva fare in masera come se semenze? Sì, ecco, i veniva tagliai, non si poteva batterli subito, perché restava a garbo, stanno un po' impaccati con dei cosi, non si fanno così da questi cispi di radice in semenza, e si metteva e stava un po' in masera. E dopo si batteva con la macchina? Dopo si batteva perché il semenza veniva fuori meglio, perché si seccava dopo 2 giorni, non di più perché sennò rovinava fuori la semenza, però dopo rovinava in masera, impaccai insomma. Chiamano mano e restare impaccati. Impaccando così restava, e se messo dopo quando capitava il momento delle macchine, perché non erano tutti pronti, ora si fa che produttura adesso stai tutti pronti e si fa. E dopo conservavi dove queste semenze? Adesso dei sacchetti di stoffa, insomma, non del nylon come che adesso, perché sennò si imbalotava e si usavano. E sta bene insomma. E li attaccava magari sotto... Metteva su dei posti, si erano piccati. Giustamente era detto Bruno Brunos. De Pieri. Sì. Classe? 28.